Rieccoci, sempre in diretta, sono le 22:15, spazio ora alla terza lista di questa sera, che è la lista Rete Civica per Vittorio Veneto, che sostiene la candidata sindaca Luisa Camatta. Vi presento gli ospiti. Allora, in studio bentornata la candidata sindaca. Grazie. E poi a fianco a lei Carlo Casagrande, uno dei 16 candidati della lista. Grazie a voi, buona serata. Come sempre da casa, ancora una volta, possibilità di commentare, di inviarci le vostre domande sempre al numero 348 2111 373 sms o WhatsApp. Con Rete Civica abbiamo 40 minuti a disposizione, ma la Civica tornerà altre 2 volte, così da avere anche lei il suo monte ore, che sono 220 minuti. Parto da Casagrande. Ecco, perché una rete civica per Vittorio Veneto? Allora, innanzitutto abbiamo una storia, abbiamo un curriculum, non siamo nati all'ultimo, abbiamo in questi mesi aggregato varie realtà civiche, cittadini, persone del mondo del volontariato, dei quartieri, varie esperienze. Non a caso il nome è Rete Civica per Vittorio Veneto e non a caso i colori della nostra lista sono rosso-blu, i colori della nostra città. Perché? Un movimento spontaneo innanzitutto, nel senso che ci siamo riuniti fin dall'anno scorso, abbiamo analizzato il quadro politico in città, ma soprattutto abbiamo fatto una valutazione sulle precedenti amministrazioni che la città ha avuto. Esprimendo, su questo non voglio essere polemico, ma interpreto, come dire, lo spirito costruttivo della lista, valutando sostanzialmente negativamente le amministrazioni, in particolar modo degli ultimi 10 anni. Abbiamo constatato vari aspetti: la città non è cresciuta, la città ha indubbiamente rallentato quella che è una normale evoluzione di una città del nord-est, e abbiamo soprattutto constatato dal punto di vista politico che gli ultimi 2 sindaci non si sono ripresentati alle elezioni dopo il primo mandato. Quindi il sindaco Tonon e l'attuale in uscita sindaco Miatto si sono, diciamo così, fermati e ritirati, quasi a lasciarci intendere che, insoddisfatti del loro lavoro, avrebbero dovuto, come dire, appunto fermarsi. La nostra è quindi una proposta alternativa al governo degli ultimi 10 anni, civica. Io vorrei ribadire espressione di un movimento che parte dal basso. I nostri candidati fanno parte, dalla candidata sindaca, del mondo delle professioni, del mondo delle associazioni, del mondo dei quartieri. Il nostro capolista è stato presidente del quartiere di San Giacomo, ma abbiamo nella lista anche altri candidati che, rispetto a un dato di impegno sociale appunto nelle associazioni piuttosto che nel rispettivo lavoro, ci permettono di presentare appunto una lista varia, una lista costruita a rete con capacità e competenze. A proposito di squadra, la candidata sindaca l'abbiamo già conosciuta nella presentazione e lei insomma è la guida di questo gruppo. Chi fa parte però? Chi c'è dietro a Rete Civica per Vittorio Veneto? Ci sono veramente rappresentanti di tutte le categorie di cittadini. Io sono arrivata a lavori già avviati, in un certo senso, perché le riunioni erano già entrate nel vivo, veramente, e quindi mi sono trovata davanti una compagine veramente estremamente differenziata. Questo mi ha colpito subito perché, sinceramente, da cittadina, in qualche modo percepisco la lontananza spesso delle stanze della politica e delle persone che la politica la fanno e sono dentro sia in amministrazione che in opposizione magari, tra queste stanze e la società reale, nel senso che un po' anche per le dinamiche lavorative degli ultimi periodi, nel senso che sembra veramente che siamo sempre di corsa, un cittadino comune come posso essere io,
con una certa cultura, magari con una certa capacità di informarsi, però spesso non è a conoscenza di tutto ciò che accade nel suo territorio. Manca veramente una capacità di essere estremamente informativi e trasparenti con i cittadini, eppure siamo nell'era, voglio dire, dell'informatica, dei siti web, eppure questa cosa non passa. E quando sono arrivata, trovandomi di fronte delle persone molto informate, perché da vari punti di vista avevano già partecipato alla vita della città, per esempio nei consigli di quartiere, per esempio nelle associazioni, quindi senso lato erano tutti un po' impegnati politicamente, me compresa, perché io nella mia professione ho sempre portato avanti dei valori che andavano molto al di là di un mestiere, voglio dire, per procurarmi da vivere. Porto avanti da sempre, per esempio, la causa femminile, la parità di genere, per esempio, proprio perché mi ritrovo a lavorare con le donne. E quindi quando ho visto questa squadra di appassionati, super informati, provenienti da categorie anche professionali completamente diverse, ho pensato, caspita, questo è un bellissimo modo di partecipare alla vita della mia città. E quando in realtà mi hanno stupito proponendomi questa candidatura, io sinceramente mi sono più posta il problema se ero io all'altezza piuttosto che se consideravo interessante questa avventura, perché su quello non avevo dubbi, nel senso che di fronte ad una squadra del genere, che poi ha dimostrato, voglio dire, veramente di aver superato anche tutta una serie di scogli burocratici, perché ragazzi, parliamoci chiaro, presentare una lista da semplici cittadini non è così automatico, cioè non è che la burocrazia facilita la partecipazione civile alla politica, proprio per niente, anzi è vero, ci sono delle garanzie in questo senso, però dall'altra parte, voglio dire, non basta l'entusiasmo, ecco, ci vuole veramente una certa forza e una certa informazione. Lascio poi la parola a lui che spiegherà meglio quello che è il movimento in realtà delle reti civiche anche a livello insomma sovracomunale, perché abbiamo la fortuna di avere un coordinatore, quindi diciamo non è solo una squadra di volonterosi con delle capacità professionali, è una squadra organizzata che ha dietro tutto un mondo. Ecco, appunto, lei Casagrande è il coordinatore veneto, giusto, delle reti regionali, sì. delle reti civiche. E quindi che apporto ha potuto dare alla... Insomma, lei anche non l'abbiamo detto, comunque già in passato l'abbiamo visto tra i volti dei candidati, certo. E quindi insomma sempre con il suo impegno civico. Certo, Rete Civica nasce nel lontano 2004, con il tentativo, riuscito peraltro, di aggregare le diverse liste civiche dei territori, ponendo al centro della politica che queste sviluppano innanzitutto le persone. Ecco, noi vorremmo dire che se la politica, la buona politica oggi ha bisogno e ha sempre avuto bisogno di persone che la interpretano in maniera genuina, Rete Civica su questo ha dato un grosso contributo, ottenendo tra l'altro dei buoni risultati alle regionali con l'elezione anche di consiglieri regionali, quindi su questo un lavoro svolto di aggregazione, di coordinamento e di organizzazione delle liste civiche, insomma ha permesso anche di trovare una strada di soddisfazione in Consiglio regionale. L'altro aspetto che mi poneva, su cui ci terrei molto, come dire, a dare una sottolineatura, è l'importanza e la centralità della persona. Noi non diciamo che i partiti non hanno partecipazione e non hanno delle brave persone che governino, questo è fuori di dubbio, però soprattutto nella dimensione comunale la presenza delle liste civiche permette di esprimere dei concetti di libertà che magari nei partiti non avvengono. Le faccio alcuni esempi. Non voglio tediare i telespettatori con la politica tecnica, la politica magari quella più antipatica, ma una lista civica nasce dalle persone del territorio. Io sono candidato perché risiedo a Vittorio Veneto, sono nato a Vittorio Veneto, Casagrande è anche un cognome particolarmente vittoriese, se me lo consente, e ho sentito il dovere di candidarmi per il Consiglio Comunale a sostegno di Luisa Cammata. Questo è un dato chiaro. Noi non abbiamo una segreteria che da fuori ci dice quello che dobbiamo fare. Non abbiamo dei vincoli di partito ideologici che ci obbligano ad avere un comportamento secondo un punto di vista prefissato.
siamo assolutamente liberi. La mia parola genuini e i colori della città che portiamo, con cui ci vestiamo in questo periodo, non solo di campagna elettorale, sono il modo anche un po' per contraddistinguerci. Ecco. Veniamo un attimo. Un aspetto, i nostri candidati vivono tutti a Vittorio Veneto, per il 90% sono nati a Vittorio Veneto e quindi su questo abbiamo proprio anche un marchio made in Vittorio Veneto, se me lo consente. Posso aggiungere una cosa rispetto a questo? Sì. Una cosa che non ho detto prima è che una cosa che mi ha fatto molto piacere è trovare nel gruppo appartenenze ideologiche diverse, e questa è una cosa che io ho sempre preferito, anche lavorativamente parlando, nel momento in cui ci sono dei gruppi di lavoro, delle squadre che devono collaborare, di persone molto diverse tra di loro. Trovo sempre che escano i progetti migliori. Perché? Perché se tu hai un'unica linea ideologica, diciamo così, questo avviene spesso anche nelle famiglie. È vero che apparentemente vai più d'accordo, perché chiaramente hai gli stessi valori, stessa direzione, però è anche vero che spesso perdi di vista il bene complessivo. Il bene complessivo è fatto di tanti punti di vista. Non esiste solo un punto di vista giusto, esiste proprio una pluralità di persone con sensibilità diverse, con esigenze diverse, che portano delle istanze differenti. Essere una civica ha questo incredibile vantaggio che tu non devi, in un certo senso, obbedienza a niente e a nessuno a livello ideologico. Hai proprio la capacità intellettuale di spaziare, di aprire la mente e di ascoltare soprattutto, perché non esiste un parere o un'esigenza migliore di un'altra. Quello che fa il bene del territorio è ciò che si considera. Questo ci tengo molto a dirlo. Certo. E veniamo al programma elettorale che si intitola Liberiamo la bellezza della nostra città. Perché, Luisa Camatta, questo titolo? Allora, so che c'è il suo zampino. Sì, c'è decisamente il mio zampino. Pensi che all'inizio quasi ci sembrava un po' presuntuoso come slogan elettorale, perché considerando che c'era poi una donna che doveva mostrare la sua faccia, sembrava quasi autoriferito. Invece non è niente di tutto questo, anzi, lungi da me, ma si riferisce proprio alla bellezza di Vittorio Veneto, cioè quella è la nostra donna primaria, diciamo così. Perché? Perché sento parlare tantissimo, una delle cose che è uscito di più è questo concetto del decoro urbano. Ma per me è ancora troppo poco il decoro urbano, cioè Vittorio Veneto non è una città decorosa, non è una città dignitosa, è una città strepitosa, cioè è veramente un luogo di pura bellezza. Se noi ancora siamo attrattivi nei confronti dell'esterno, giovani coppie, visitatori, è perché abbiamo una storia strepitosa, anche a livello di coraggio, voglio dire, siamo la città della vittoria, non abbiamo ancora valorizzato a sufficienza, secondo me, questo spirito vittoriese doc che ha portato anche dei risultati storici eccezionali. Siamo una città di bellezza, storia, arte, cultura, manifestazioni di eccellenza, associazionismo di eccellenza. Cioè, decoro non è sufficiente, qui ci sono veramente delle punte di diamante. Ecco perché ho pensato alla bellezza, perché quando uno arriva a Vittorio Veneto, anche da fuori, io mi ricordo quando ero bambina, perché si veniva a Vittorio Veneto? Non solo per l'arietta fresca di Serravalle quando era pieno luglio, ma per la bellezza proprio dal parco, quello di fronte a Piazza del Popolo, fino a Serravalle, a Ceneda, che spesso non viene considerata bella al pari di Serravalle, ma secondo me assolutamente non è vero. Cioè Ceneda, io sono innamorata di Ceneda, entrare nel parco di Villa Papadopoli ti si allarga il cuore, cioè vedi questi alberi che sono dei monumenti della natura, è una cosa strepitosa. C'è una sede vescovile, voglio dire, con un castello storico, ci sono un sacco di luoghi identitari che semplicemente sono strepitosi, e quindi per me bellezza significa proprio questo, e non è neanche solo questo, cioè non è solo ciò che percepiamo con gli occhi a livello di paesaggio,
ma è anche una bellezza, per esempio, del movimento cittadino nelle associazioni, ad esempio. È una cosa che, guardate, che in altri paesi non c'è, in altre città non c'è. Io vengo da Conegliano, non ci sono tutte queste associazioni a Conegliano, sono eroiche, nel senso che veramente si muovono, ma quello che c'è a Vittorio Veneto altrove non c'è. Quindi c'è un movimento proprio di cittadini che è bello. Le associazioni sportive, per esempio, ci sono delle realtà di eccellenza, guardiamo le piscine che hanno sfornato dei campioni, il campo di atletica, il rugby. Voglio dire, c'è veramente un tessuto ricchissimo di bellezza da tanti punti di vista. Liberiamo la bellezza significa proprio questo, che non è che non ci sia, ma è come se fosse offuscata da una patina che è decisamente ora di togliere. Questo è il senso profondo, da ogni punto di vista. Casagrande, lei prima diceva che nei 10 ultimi anni la città, durante le amministrazioni Tonone e Miatto, si è fermata, ha fatto dei passi indietro. Ecco, allora ora da dove ripartire, le chiedo? Allora, premesso che, come dire, anche perché caratterialmente non siamo dei polemici e neanche, come dire, andiamo ad accusare il lavoro degli altri, non è che nelle due amministrazioni non si sia proprio fatto niente, forse si è fatto poco rispetto a quello che in realtà si poteva fare, quindi, come dire, non si può dare zero, sarebbe di parte, ripeto, non fa parte del nostro stile, però si sarebbe dovuto, secondo me, fare qualcosa di più. Guardi, io sono un ingegnere, chi mi conosce sa, mi occupo di sicurezza, ho scelto questa specializzazione e vedo oggi parecchie criticità nella normale e ordinaria amministrazione. Ecco, io non vorrei tediarvi. Però facciamo un esempio concreto per i nostri telespettatori. Insomma, al di là di rievocare le buche sulle strade, che, come dire, sono sicuramente un aspetto particolarmente critico oggi, ci sono dei punti di viabilità, magari a Sant'Andrea, con la nuova viabilità molto molto intensa che va da Costa, no? Quell'incrocio molto pericoloso costruito dopo la realizzazione del traforo di Sant'Augusta, sì, che mette, tra via Carso, Dalmazia e Vittorio Emanuele molto in difficoltà l'automobilista, e vi sono poi delle criticità anche a San Giacomo, in via Isonzo. Quindi, come dire, perché la mia sensibilità e la sicurezza magari sono un po' più scarso in altre discipline, però io interverrei subito, visto che sono interventi semplici da poter fare per garantire la sicurezza al cittadino. Ecco, le avevo parlato di fotografie, per l'amor del cielo. Fotografiamo un attimo, idealmente, la conosciamo tutti, ad esempio, la chiesa di San Giacomo. Lì ci sono stati negli anni passati dei morti per la mancanza di attraversamenti pedonali. La realizzazione di alcuni di questi, e riconosco a chi li ha fatti il merito di averli fatti, come dire, rispetto anche ad un atteggiamento, grazie, ad un atteggiamento, come dire, credo anche costruttivo, non polemico. Questa costruzione di piste ciclabili e passaggi pedonali ha permesso l'annullamento di quelle morti. Non parliamo di cose banali, secondo me. Garantire la sicurezza ai cittadini nella viabilità è, secondo me, il primo passaggio da dover fare. Perché? Perché tecnicamente ed economicamente è possibile farlo. Quindi io andrei sulla sostanza della sicurezza, me lo permetta. A proposito di ciclabili, Vittorio Veneto ha una lunga e frequentata pista ciclabile, che è quella che scorre lungo l'asta del fiume Meschio. Ciclabile che, se non sbaglio, lei conosce bene, perché anche domenica scorsa vi siete dati appuntamento e l'avete percorsa con l'obiettivo, lo scopo di raccogliere i rifiuti che vengono abbandonati. Voi avete voluto mettere in atto questa azione civile. Perché? Sì. Allora, prima di tutto perché io quel luogo lo amo, l'ho amato dal primo istante in cui l'ho percorso con la mia famiglia, motivo per il quale abbiamo anche deciso di prendere casa lì. Sapevamo perfettamente che era una zona
in cui diciamo passa di tutto, quindi vuol dire la meraviglia di avere i ragazzi che vanno a scuola, l'altrettanta meraviglia di avere le persone che camminano, che vanno in bicicletta davanti a casa, e anche ogni tanto qualche ubriaco, qualche frequentazione un pochino più ambigua. Ma noi abbiamo sempre voluto aprirci alla città e ci è venuto semplicemente spontaneo, proprio anche per un moto di non solo di amore, ma di riconoscenza, di gratitudine nei confronti di tutte le persone che per esempio ci hanno aiutato a restaurare la casa, perché abbiamo incontrato degli operai e degli artigiani vittoriesi semplicemente strepitosi, con cui siamo diventati anche amici. E ci è venuto spontaneo restituire, diciamo, questa gentilezza, questa accoglienza che ci è stata riservata, ma non solo, anche perché crediamo molto nell'esempio. Diciamo, ciò che a me da cittadina è mancato molto nelle ultime amministrazioni, diciamo così, è il senso di unione, per esempio. Cioè la capacità proprio di fare squadra anche con chi ha un'appartenenza magari partitica diversa dalla tua, porta avanti degli interessi differenti, ma essendo tutti cittadini ci si può unire molto umilmente anche, cioè vuol dire che io ritengo il ruolo del sindaco o quello comunque dell'assessore al pari di un cittadino comune, cioè ha delle responsabilità in più, deve avere delle capacità tecniche in più, ma deve mescolarsi, diciamo, con il cittadino, deve essere veramente alla pari. Quindi mi è sembrato bello dare l'idea proprio di una partecipazione, di un'unione tutti insieme. L'ultima volta, tra l'altro, che siamo usciti a pulire e contemporaneamente c'era un'altra squadra che ha pulito il San Gottardo, perché anche quello era un luogo, insomma, che aveva bisogno decisamente di manutenzione. E lo faremo ancora, perché anche la prossima domenica siamo lì, ma diciamo quello che ci preme è dare proprio l'idea della partecipazione civica e del fare le cose tutti insieme, cioè non perdere, come dire, la speranza, l'unità, ma mettersi a fare, perché poi si inizia da lì e succedono tante cose. Le faccio due esempi. Due sorprese che abbiamo avuto l'altro giorno è che passando davanti al Lidl, per esempio, ci siamo resi conto che la maggioranza dei rifiuti sono prodotti che vengono da quel supermercato. Allora siamo andati a contattare il direttore, persona gentilissima che ci ha ricevuto e ci ha raccontato tutta una storia di grandissimo disagio che loro stessi vivono, perché non solo subiscono quotidianamente dei furti che hanno già provveduto a denunciare, ma per cui diciamo non si è fatto molto, non hanno una videosorveglianza e pensi che ogni notte ci sono delle persone, delle famiglie che vanno a rovistare nei rifiuti che loro hanno dietro praticamente lo stabile, per raccattare le pagnotte di pane del giorno prima. Quindi capisce che quando un direttore di un supermercato mi racconta una storia del genere, io capisco tante cose, capisco che non c'è solo il malfattore, capisco che c'è anche del grandissimo disagio sociale e una soglia di povertà e di, diciamo, miseria galoppante. Cosa abbiamo capito da tutto questo? Che si può fare rete, che ci si può dare una mano, perché se accanto alla collaborazione con quello che può essere il direttore di un supermercato ci mettiamo una collaborazione differente anche con le forze dell'ordine e magari anche un dialogo con le persone che frequentano la zona, capisce che piano piano le cose cambiano. Non solo, ci è capitato di incontrare un ragazzo, un extracomunitario, che in questo momento alloggia al CEIS, e lui ci ha raccontato la sua storia personale in inglese, peraltro, perché parlava solo inglese. Per fortuna nella nostra lista ci sono alcuni candidati che parlano benissimo l'inglese, quindi ci siamo messi a dialogare con questa persona che ci ha raccontato di quanta voglia ha di lavorare e del fatto che oltre ad avere una storia umana alle spalle allucinante, posso solo lasciarvi immaginare, insomma, ma ci ha promesso che la prossima volta che andiamo a raccogliere i rifiuti non solo verrà con noi, ma porterà con sé tutti i suoi amici che ha conosciuto lì al CEIS. Cioè, è questo che intendo dire quando dico cominciamo a mescolarci con la gente. Cioè, per me quella giornata non è stata solo
ripulire il luogo dove io passo quotidianamente, dove giocano i bambini, dove gli anziani fanno 2 passi all'aria aperta, dove ci sono le famiglie che vanno. È stato anche conoscere la città, per non parlarle di tutte le signore che ci hanno fermato dicendoci: guardi, io quest'anno non volevo neanche votare, adesso che vi vedo passare questa bella squadra di gente che pulisce, sa che sto cambiando idea. Ma addirittura una signora ci ha chiesto se poteva prendere solo la scheda per le comunali alle elezioni e non quella alle europee, per dirle, cioè stiamo intercettando anche quelle persone deluse. E questo per me è un dono eccezionale, un tesoro che c'è tra le strade, e solo se tu vai tra la gente scopri queste realtà. Ecco, Casagrande, alla luce anche di questi input che sono arrivati in corsa, parliamo ad esempio del problema lavoro, inserimento delle persone e anche di questo disagio sociale, di una soglia di povertà che c'è. Rete Civica per Vittorio Veneto cosa potrebbe fare se sarà al comando della città? Allora, nel programma sta scritto a chiare lettere che vanno rinnovate e rinforzate tutti gli aiuti alle associazioni che fanno sociale in generale. Quindi da questo punto di vista da un lato l'integrazione, ma dall'altro una soglia di abbassamento del potere di spesa delle famiglie dovuto ad un'inflazione che non è politica di Vittorio Veneto, che è un dato nazionale. Ecco, su questo il Comune dovrà assolutamente porre dei paletti fissi e mandare avanti dei progetti. Tra i nostri candidati, tra le persone che fanno parte del nostro gruppo, non ci sono solo i candidati, vorrei ricordare che coinvolgiamo una 40ina di persone rispetto ai 16 candidati, ci sono delle sensibilità e delle attenzioni, ad esempio sul centro Piazzoni. Oggi è un centro dislocato in periferia con i problemi di logistica del caso. Noi vorremmo, come futura amministrazione, il garantire il ritorno nella vecchia sede, voluta fortemente da un cittadino caparbio che oggi non c'è più, che è il professor Tito Tolot, che anche, a mio avviso, in quel contesto meriterebbe un riconoscimento per un lavoro svolto. Apro una parentesi, tra l'altro qualche sindaco precedente ha perso soldi per potenziare quel centro, ricordo i contratti di quartiere, parliamo, insomma, lei ricordava la mia candidatura a sindaco del 2009, mi ricordo ancora tutte le vicende e le opportunità perse fin da quegli anni, e quindi ad esempio il Piazzoni, che fa un servizio fondamentale con i pasti caldi consegnati a famiglie anche disagiate, particolarmente disagiate, deve tornare ad essere per logistica con tutti i parametri funzionali migliori. Ecco. Su questo poi ci sono una infinità di altre attività che riguardano il sociale, che nel nostro programma sono chiaramente esplicitate. Vorrei ricordare che un aiuto al sociale è anche favorire il mantenimento delle giovani coppie. L'urbanistica ha sempre penalizzato il vittoriese negli ultimi anni la possibilità di una giovane coppia che si sposa di trovare ad esempio appartamenti e case ad un prezzo calmierato, ad un prezzo intelligente, dico io. Io ho avuto coetanei che si sono sposati andando ad abitare nei comuni contermini, Colle Umberto, Anzano, no? Cappella Maggiore, quindi Anzano, insomma, che è più vicino a Vittorio Veneto. Ecco, anche lì è sociale anche questo, aiutare chi deve iniziare a mettere in piedi una famiglia. Una prima domanda da casa la rivolgo a lei, Casagrande, visto che ha sollevato la questione della sicurezza. Dice il telespettatore: premesso che confermo che sia un incrocio pericoloso, quello che lei citava prima di San Giacomo di Veglia, visto che il signor Casagrande ha citato la criticità dell'incrocio tra via Carso e via Vittorio Emanuele II, quale soluzione o alternativa propone? Allora, lì c'è un errore tecnico innanzitutto. Faccio un tecnicismo, appunto. Chi parte dallo stop per girare a sinistra verso il centro, ok, diciamo comunità montana, nel partire, nel girare a sinistra, blocca chi può superare a destra e ha davanti a sé un muro in cemento armato. Quindi siamo in un contesto, a mio avviso, anche ai limiti di quella che è una regolarità proprio da codice della strada. Lì serve riuscire a costruire una rotonda, una agevolazione per le autovetture
che impedisca l'intasamento di chi venendo dal centro gira a destra in direzione ospedale e appunto chi rischia di scontrarsi facendo quello stop lì. Esistono delle rotatorie a forma ellissoidale che potrebbero essere, come dire, incastrate in quello che oggi è appunto il viale principale. Ok. Poi sempre da casa un commento, complimenti a Luisa Camatta, la vera scoperta di queste elezioni, scrivono. E poi Troppo buoni. le pongono anche una domanda, Camatta, se dovesse vincere, come pensa di affrontare le problematiche che le si porranno davanti? Da chi si farà affiancare? Allora, io questo l'ho detto molte volte ed è una delle cose che mi sento proprio orgogliosamente di sbandierare, cioè che certe cose le può fare solo una rete civica per Vittorio Veneto, cioè una lista puramente civica, non civica per modo di dire, davvero civica, e cioè scegliersi le migliori menti in città o nel territorio, ovviamente prevalentemente in città, addirittura tra persone di altre liste, ma perché no? Cioè, stiamo vedendo, una delle cose belle della campagna elettorale è che tu ascolti un sacco di proposte, che attenzione, non è che siano valide solo le nostre, cioè quelle che ci sono venute in mente, perché noi siamo una quarantina, di proposte ne sono venute fuori tantissime, ma anche gli altri ne hanno di interessanti, sia quelli che all'inizio, diciamo, partecipavano alle nostre riunioni e dopo hanno preso strade differenti, sia quelli che proprio sono già schierati, diciamo così. E per esempio, se parliamo di giunta, se parliamo di assessori, io voglio dei tecnici, cioè non voglio i miei amici, ok? O quelli che fino adesso, cioè io voglio le migliori menti, che vuol dire persone preparate a livello tecnico, affidabili, fedeli, appassionate di questa città, lungimiranti, con una visione, che abbiano la mente aperta, non dico che abbiano viaggiato, ma almeno che abbiano la mente aperta, ok? Che abbiano visto soluzioni in giro per il mondo e grazie a Dio anche nella nostra lista esistono persone così, abbiamo 3 persone che hanno abitato in altri paesi, 2 negli Stati Uniti e 1 è proprio il portavoce della comunità macedone integrata nel nostro territorio, persona squisita, che hanno una visione veramente di ampio respiro e una creatività eccezionale, cioè hanno proprio una capacità di problem solving, si chiama oggi, no? O quel sogno pragmatico che hanno spesso gli imprenditori geniali, cioè si inventano le soluzioni perché non accettano il fallimento, diciamo, o l'abbandono di alcune zone meravigliose, penso, non so, Villa Papadopoli, famoso tema, sì. no? Non si accetta il fallimento, cioè, d'accordo, è difficile, però lo sappiamo tutti che è difficile, non è quella la risposta, cioè se siamo la città della vittoria è perché evidentemente nel nostro DNA c'è una capacità di trovare il coraggio quando altri abbandonerebbero, quindi questo è un patrimonio di carattere proprio identitario che noi dobbiamo riscoprire oggi nel modo più assoluto e quindi io mi circonderò, se sarò sindaca, dei migliori tecnici in circolazione. Le dirò la verità, alcuni io li ho già contattati perché secondo me bisogna essere pronti a tutto, bisogna essere pronti, d'accordo, a essere piccoli e quindi, come dire, ad avere un responso elettorale di qualsiasi tipo, ma anche bisogna essere pronti alla vittoria, perché quella è la responsabilità più grande. Attenzione, Sì. io ho già in mente dei nomi che stasera non vi faccio, perché sto aspettando prima di tutto le loro risposte. Esattamente, cioè voglio che ci meditino sopra molto bene sulla mia proposta, ma io la squadra ce l'ho già in testa. E se così fosse, ragazzi, c'è da sognare in grande, ve lo dico già. No, prego. Posso avere una domanda? Tanto anche per riallacciarsi alla mia introduzione e collegandosi appunto ai criteri curriculari di cui per una giunta futura appunto Luisa faceva riferimento, basilare per noi è anche un po' il rinnovamento della classe dirigente, no? Mi esplicito, i vittoriesi sono un po' un punto cruciale, diciamocelo, possono riconsegnare la città a chi l'ha amministrata fino ad ora, quindi come dire
chiamo le persone per nome e cognome, giochiamo le ali. Balianato non, possiamo riconfermare Posocco Miatto, possiamo, come dire, ritornare alla Lega originaria. Noi onestamente abbiamo, come dire, la serenità di essere nuovi e di, forse meglio di tutti, rappresentare quel rinnovamento della classe dirigente che credo sia un'esigenza, forse anche una necessità per i vittoriesi. È la prima volta da quando votiamo a Vittorio Veneto che i cittadini hanno questa opportunità di scelta. Noi ci appelliamo anche a un loro senso di responsabilità, sentiamo il calore dei cittadini quando andiamo a fare le nostre iniziative sul territorio, che sono anche un po' sui generis, anche questa è la prima volta che i vittoriesi vedono un sindaco e una lista che va a fare servizio di pulizia, nel vero senso della parola, delle parti anche belle della nostra città, e come dire, se devo usare tutto sommato uno spot, i vittoriesi oggi potrebbero rinunciare ad un tuffo verso il passato per fare un passo avanti verso un futuro diverso e credo migliore. Altra domanda da casa: se non doveste arrivare al ballottaggio, chiede il telespettatore Casagrande, cosa farete? Guardi, molto semplicemente, tutti gli scenari possono verificarsi, no? Si dice piano A, piano B, piano C. Se noi non andassimo al ballottaggio, la prima cosa che faremo è convocare in un'assemblea i nostri elettori e confrontarci con loro sulle decisioni da assumere. Posso dirle una mia considerazione, anche qui faccio il politico, ma come dire politico-civico. Noi, se andiamo al ballottaggio, potremmo essere la forza più favorita. Quindi se i vittoriesi ci credono, se i vittoriesi su questo, uso un'espressione forte, buttassero il cuore al di là dell'ostacolo e noi glielo chiediamo, noi saremo la forza che al ballottaggio automaticamente diventerebbe quella con la maggior probabilità di vittoria. Guardi, fino adesso io do anche una valutazione alla campagna elettorale che abbiamo visto, nel ringraziarvi anche per dare a ciascuno di noi l'opportunità di esprimersi. Non è fino ad ora una bella campagna elettorale, sicuramente non per colpa nostra. Da un lato abbiamo una divisione di quell'area di centrodestra, onestamente, che non capisco da spettatore, non da protagonista, ma da spettatore, perché non capisco come delle persone anche amiche tra di loro oggi stiano litigando in campagna elettorale non sui problemi della città, ma per quelle che sono le vicende personali di una persona. E dall'altro canto, lo dico con molta franchezza, ci troviamo di fronte ad una coalizione che ha 10 anni fa già amministrato Vittorio Veneto e che a mio avviso è troppo, lo dico con molta franchezza, estremista a sinistra. Allora, ributto, come dire, ideologicamente, no? la responsabilità ai vittoriesi e agli elettori che ci votano, provate a cambiare Vittorio Veneto, facciamolo assieme, fatelo con dei cittadini, non fatelo con dei politici di professione. Abbiamo quindi già sentito una sorta di appello al voto, la nostra trasmissione, la puntata si chiude sempre con l'appello al voto, mancano 2 minuti, quindi la faccio, se d'accordo Casagrande, alla candidata sindaca, perché votare per Rete Civica per Vittorio Veneto? Noi siamo il rinnovamento, davvero. Abbiamo dimostrato di avere anche delle metodologie anche innovative. Stiamo rischiando, se ci pensate, perché siamo totalmente indipendenti, completamente autofinanziati. Su tante cose veramente abbiamo imparato strada facendo, perché ragazzi c'è una burocrazia anche solo nella presentazione delle liste che insomma per fortuna abbiamo le spalle larghe, però ok, quindi voglio dire, siamo veramente innovativi da ogni punto di vista, intercettiamo tutti coloro che sono delusi
compreso il maggior partito, io lo chiamo oggi, che sono gli astensionisti per forza di cose, e questo è un dato significativo, attenzione, perché se abbiamo un diritto e non lo esercitiamo, pensando che questo non esercizio faccia parte delle nostre libertà, stiamo in realtà perdendo un'occasione incredibile di valorizzare intanto, voglio dire, l'opera di chi ci ha preceduto, ma anche di esprimerci, perché questo è lo strumento per cui un cittadino normale, voglio dire comune, si può esprimere. Noi intercettiamo anche tutta quella parte lì, cioè chi non si sente in questo momento rappresentato da quelle che sono le forze politiche in campo. Quindi se vogliamo cambiare, ad un certo punto bisogna anche fare un gesto di coraggio, cioè se vuoi ottenere una cosa che non hai ancora ottenuto, devi fare qualcosa che non hai ancora fatto. Ecco, noi siamo uno degli strumenti, umilmente, e ci mettiamo tutta veramente la nostra capacità, il nostro coraggio, il nostro cuore, il nostro impegno, il nostro tempo per essere proprio canali di cambiamento, agenti di cambiamento. Grazie a Luisa Camatta e a Carlo Casagrande qui stasera per Rete Civica per Vittorio Veneto. Grazie a voi. Grazie a voi, buon lavoro e grazie. Vi ricordo in chiusura il prossimo appuntamento con la città che vorrei, lunedì 27 maggio, ore 21, avremo qui ospite i rappresentanti di Indipendenza Veneta, Alberto Ceccato e Giuseppe Dei Tos, e a seguire alle 21:30 Forza Italia con Paolo Sant'Antonio e il candidato sindaco Gianluca Posocco. Ringrazio come sempre Federico Campodall'Orto alla regia e anche per oggi è tutto, ci vediamo lunedì, grazie e buonanotte.